Eccoci qui, buonasera a tutti. Maurizio, vieni qui perché non ci vediamo altrimenti. Vedi, perché abbiamo cambiato. Ho tolto il tavolino. E siamo qui. Forse è anche meglio, guarda. Non abbiamo più l'altra sedia, quindi no, Maurizio, proprio non ti vedi, lì non ti vedi, Maurizio, non si vede neanche un piede. Ti devi mettere così ti vedi, magari ti metti qua senza strisciare no, alzati un attimo, te la sistemo io, dai. Opla, è tutto live. Scusa, guarda, che viene inquadrato bene così. Poi io mi sistemo, tu sistemati qui come te l'ho messa, va bene? Non muoverla, siediti, non far vibrare il pavimento, altrimenti. Eccoci qui. No, Maurizio, non fa, perché non si vede la testa. Alzati un attimo, non far vibrare che cade il cellulare. Allora, un po' più indietro. E dove ero io allora? Qua? No, più in qua. Ok, mettiti qui, poi ci arrangiamo. Allora facciamo così, abbiate pazienza, abbiate un po' di pazienza, perché ci stiamo, ecco, adattando alla nuova situazione. Ecco qua, eccoci qui. Dunque, oggi, come dal titolo, vorrei fare 2 brani scritti da Maurizio Gastaldi. Iscrivetevi al canale YouTube, togliti questa mascherina, vorrei fare 2 brani, l'appoggio qui, 2 brani scritti da Maurizio Gastaldi. Iscrivetevi al suo canale YouTube, iscrivetevi anche al mio canale YouTube Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, il mio ufficiale. Cosa c'è dietro? Ah no, i miei capelli, mi sembrava un fantasma. Perché abbiamo Virginia qui, ecco, salutate Virginia, un attimo solo che la prendo con molta attenzione, perché è una bambola di cartapesta, tedesca, è una bambola di origine tedesca, di marca tedesca. Adesso ce l'ha scritto nella nuca, adesso non me lo ricordo il nome, comunque ha il cappellino e non si può vedere, ve la faccio vedere da vicino, Virginia, che si è fidanzata oggi sei fidanzata, e alla prossima puntata vi farò vedere il fidanzatino, perché ancora devo chiedere a tutti e due se è possibile, e presto faremo anche una live con Virginia, presto faremo anche una live. Ecco, adesso la riappoggio. Eccoci qui. Abbiate sempre rispetto delle bambole, sempre rispetto. Dicevo, Maurizio Gastaldi ha scritto delle bellissime, ma non sono qui le canzoni di Maurizio, queste sono in russo. Maurizio Gastaldi ha scritto delle bellissime canzoni ogni tanto spariscono i quadernoni qui, poi riappaiono, Eccolo qua, il quadernone con le canzoni di Maurizio. Poi troveremo una sistemazione per l'inquadratura, perché così non mi piace per niente. Prenderò un'altra cosa che ho qua. Se ti allontani poi non ti vedi più, Maurizio, Ho paura della bambola. Ah, paura della bambola, l'ha detto anche timidamente, Maurizio l'ha detto timidamente, però se fai vibrare cade il cellulare, perché l'abbiamo messo in bilico. Oh, allora, io direi
di fare 2 brani. Uno, Sa Vida, scritta interamente, aprite bene le orecchie, scritta interamente da Maurizio Gastaldi, qui presente. Iscrivetevi al suo canale YouTube, Maurizio Gastaldi, e seguite anche Rivista Donna, dove ho voluto dare l'esclusiva. Cercatelo su Google ed entrate su Rivista Donna. Sa Vida di Maurizio Gastaldi. Al capotasto 1, tonalità La. Sputiamo la caramella. Su sanguni meo, tu la sopra tue, e su flori chiara nasce su soli, in sa vida e sa morti debiterai. Esa vida es di noi. Bene, benissimo, grazie Maurizio Gastaldi, che ha scritto questa bellissima canzone, che probabilmente verrà tradotta in lingua russa dalla nostra insegnante, dalla mia insegnante, non è sua, è mia, dalla mia insegnante di russo, Irina. È un nome un po' particolare che non riesco in questo momento a pronunciare, mi si incartoccia la lingua, perché è un cognome molto difficile da pronunciare per un italiano. Però le farò presto un'intervista ad Irina e ce lo dirà lei come si chiama, ce lo dirà lei. E ora passiamo ad un altro brano, scritto interamente da Maurizio Gastaldi e ovviamente arrangiato da Veronica Pisano, e cioè da me, perché poi io le arrangio, insomma, a modo mio. Ecco, e questa mia insegnante, la mia insegnante di russo, è anche una cantante lirica bravissima. L'ho già detto, Maurizio? No. È una cantante lirica che si esibisce a Roma, nella capitale d'Italia. È proprio brava, E la intervisterò presto, e presto ci sarà l'intervista anche ad Anna, all'insegnante d'Italia di russo, madrelingua, Anna Skliarova. Poi intervisterò anche un personaggio, un youtuber che non so adesso se sia arrivato a 1000 o meno, comunque a 1000 iscritti, perché si è youtuber quando si arriva a 1000, come Maurizio, me, tanti altri,
Ecco, questo signore ha una storia molto interessante da raccontarci, e io lo intervisterò presto. Ecco, ora sceglierò un'altra canzone scritta da Maurizio Gastaldi. Papa Francesco adesso no, perché ha fatto da monello e non la cantiamo adesso, adesso non, perché ho sentito delle cosine che, ecco, poi vediamo un'altra, poi tra poco mi passa, la canterò di nuovo a Papa Francesco, la cantiamo, ma oggi no. I Custanotti, capotasto al 3, o il barré, no? Si chiama o capotasto o barré, insomma, come uno vuole chiamarlo. Iscrivetevi e lasciate un like su questo video se vi è piaciuto. Mettete un like. Custanotti, scritta interamente da Maurizio Gastaldi. E anche questa verrà tradotta in lingua russa da Irina, la nostra cantante lirica. Questa danza non quiere passare, ti cherzo bugliare, non ti cherzo frimmare, questa notte non quiere cumplire, tu ese slogan de gusta, tristeza mea, una vida in tre, aquí quien te gozai.
di farne 2 ed ora chiudiamo questa live perché adesso dobbiamo registrare una nuova canzone, cioè una vecchia canzone però nuova, rinnovata. È una canzone tradizionale sarda tradotta in russo, ideata da me, niente, sa disperata, tradotta in russo. Grazie mille per l'attenzione, per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Buona serata, buon tutto a tutti.